Ciao e benvenuto, sono Alessio Veneziano, fisioterapista specializzato nella cura del dolore cronico psicosomatico. Sono fondatore del metodo Neurobalance. Oggi ti guiderò attraverso una meditazione speciale progettata per aiutarti a sviluppare una maggiore consapevolezza delle tue emozioni e a gestirle in modo efficace. Questa meditazione è particolarmente utile per chi affronta il dolore cronico, poiché permette di ridurre l'impatto che lo stress emotivo può avere sul corpo e sulla mente. Durante questa pratica esploreremo insieme le emozioni che emergono, impareremo a comprenderle, identificheremo i trigger che la scatenano e scopriremo come esprimerle in modo sano. Prenditi questi 15 minuti per te stesso, per riconnetterti con il tuo mondo interiore e costruire una maggiore resilienza emotiva. Se vuoi approfondire il mio approccio, trovi il link al metodo Neurobalance nella descrizione del video. Per iniziare, trova un luogo tranquillo dove puoi dedicare questo tempo solo a te stesso. Siediti comodo con i piedi ben appoggiati a terra, oppure distenditi e lascia che il tuo corpo si rilassi completamente. Chiudi gli occhi ed inizia a concentrarti sul tuo respiro, sentendo l'aria che entra e che esce dal tuo corpo. Con ogni respiro lascia andare le tensioni accumulate nel corpo, rilassando i muscoli del viso, delle spalle e dell'addome. Ad ogni espirazione permetti al tuo corpo di immergersi in uno stato di calma e tranquillità, lasciando andare tutte le preoccupazioni. Ora porta la tua attenzione all'interno, verso il tuo mondo emotivo. E chiediti con gentilezza: come mi sento in questo momento? Non cercare di cambiare nulla, semplicemente osserva le emozioni che emergono, qualunque esse siano. Potresti notare una varietà di emozioni, come ansia, tristezza, qualsiasi altra cosa. Accogli ogni emozione senza giudicarla, come se fossero nuvole che passano nel cielo della tua consapevolezza. Lascia che siano semplicemente presenti, senza cercare di fare nulla con loro. Ora scegli una delle emozioni che hai osservato. Concentrati su di esse e chiediti: da dove viene questa emozione? Qual è la sua origine? Potrebbe derivare da un pensiero, da un ricordo o da una situazione recente. Esplora questa emozione con curiosità. Cosa sta cercando di dirti? Forse è un segnale che ti invia a prenderti cura di qualcosa di importante nella tua vita? Rimani aperto a qualsiasi risposta emerga, senza cercare di forzare nulla. Lascia che questa emozione ti guidi verso una comprensione più profonda del tuo stato interiore. Ora, riflettendo su questa emozione, chiediti:
Cosa ha scatenato questa emozione nella mia vita? Cerca di identificare un trigger specifico. Può essere un evento, un'interazione con una persona o anche un pensiero ricorrente. Riconosci questi trigger senza giudicarli. Sapere quali situazioni o pensieri scatenano emozioni intense è un passo importante per gestirle meglio. Immagina di poter anticipare queste reazioni in futuro, sapendo che hai gli strumenti per affrontarle in modo più calmo e consapevole adesso. Ora, pensa a come puoi esprimere questa emozione in modo sano e costruttivo. Immagina di comunicarla a qualcuno di cui ti fidi o di esprimerla attraverso l'arte, la scrittura o semplicemente lasciando che fluisca attraverso il tuo corpo. Visualizza te stesso mentre esprimi questa emozione in modo che ti faccia sentire autentico e rispettato. Ricorda che esprimere le emozioni non solo è naturale, ma è anche un atto di cura verso te stesso. Questo ti permette di liberarti di qualsiasi peso emotivo in modo sano e costruttivo. Riporta ora la tua attenzione al respiro. Nota come ti senti dopo aver esplorato e compreso le tue emozioni. Cogli questo stato di calma e consapevolezza sapendo che hai fatto un passo importante verso una maggiore padronanza delle tue emozioni ed una gestione migliore del dolore. Inizia quindi a muovere delicatamente le mani e i piedi, portando lentamente l'attenzione al tuo corpo. Quando ti senti pronto, apri gli occhi, portando con te la serenità e la consapevolezza che hai coltivato durante questa meditazione. E ricorda che puoi tornare a questa meditazione ogni volta che ne senti il bisogno per riconnetterti con te stesso e gestire meglio le tue emozioni. Se vuoi approfondire, scopri il mio metodo Neurobalance nel link in descrizione. Grazie per aver meditato con me oggi. Namaste.